Sarà Pordenone ad ospitare la manifestazione nazionale del 1° maggio, un segnale quello lanciato dai sindacati in un territorio dove si sono combattute le battaglie più dure a livello nazionale degli ultimi mesi, quelle di Electrolux e Zanussi. Un segnale Electrolux che lì ci siamo tutti, non c'è solo la CGIL del Friuli Venezia Giulia, c'è la CGIL nazionale, CGIL Will, un segnale di solidarietà ai lavoratori e una valorizzazione alla lotta che hanno fatto, perché la lotta che hanno fatto ha portato risultati. Eppure il Nord-Est sembra finalmente rialzare la testa, lo dicono i numeri, quella della CGA di Mestre, che prevedono una crescita del PIL nel 2014 pari all'1,1%, cifra che sale all'1,2% per il solo Veneto. A guidare la ripresa le realtà produttive delle province di Bolzano e soprattutto Treviso, dove l'incremento stimato è dell'1,6%. Il Comune deve diventare un regista, attore dello sviluppo economico più ampio, quindi deve facilitare le aggregazioni, facilitare le politiche di investimento. Noi con l'idea della città intelligente, della città smart, stiamo proprio cercando di creare questo. Se da una parte i numeri della CGA fanno sperare che il clima volga finalmente al sereno, è altrettanto vero che non si può dire che la crescita del PIL coincida con quella dell'occupazione. Questo il commento degli industriali. Se questo aumento di PIL determinato dall'aumento delle esportazioni viene vanificato da una diminuzione del PIL dovuto ai consumi interni, ci ritroviamo sempre con quello 0, di possibilità di crescita che non determina assolutamente un aumento occupazionale. Ed in effetti lo scenario è confermato dai dati diffusi dalla CGA. Per un aumento dei posti di lavoro bisognerà attendere ancora. Il trend dell'ultimo triennio sotto questo aspetto è infatti davvero sconfortante. Il vero nemico da aggredire è la disoccupazione, praticamente triplicata dal 2011.